Io non faccio né nomi né numeri, sono certo che Forza Italia sarà in giunta, perché ha fatto una scelta politica importante di sostegno a Zaia, e Zaia è una persona intelligente e ha capito la scelta importante che abbiamo fatto quando abbiamo deciso di sostenerlo. Marco Marin la mette lì e punta tutto sulla riconoscenza di Zaia. Forza Italia sarà presente in giunta, che significa almeno un assessore, ma senza porre limiti alla provvidenza. Non abbiamo fatto davvero la trattativa, è una politica che non mi piace, che è vecchia, che fa stare a casa i nostri elettori, quella della trattativa del posto. A dir la verità, trattativa o no, gli elettori di Forza Italia sono stati a casa lo stesso. Noi dobbiamo fare molto di più, cioè dobbiamo fare cosa? Riportare a votare i nostri elettori. Una parte ha votato sicuramente per la lista Zaia, che ha drenato voti a tutti i partiti, e una parte dei moderati sono stati a casa perché un po' allontanati dalla politica, e la nostra sfida del domani è riportare al voto i nostri elettori. Insomma, la lettura politica è questa. Forza Italia in Veneto ha puntato su Luca Zaia, un cavallo talmente vincente che ha finito con lo stracciare avversari e alleati. E tutti i partiti hanno pagato un po', anche la Lega Nord, che è andata al 17%, certo percentuale importante, ma il 17%, il PD al 16%, il Movimento 5 Stelle al 10%, noi siamo al 6% perché i moderati molto spesso stanno a casa. Come Regione Veneto, poi di Forza Italia, siamo l'unica regione dove non avevamo il candidato presidente nostro. E già, Forza Italia non ha presentato un proprio candidato, quindi, come si diceva all'inizio, Luca Zaia, che col senno di poi avrebbe vinto ugualmente, dovrà essere riconoscente e premiare una fedeltà che in Veneto dura da 15 anni, fino a quest'ultima campagna elettorale vissuta un passo indietro e con il simbolo mai associato al governatore in corsa. Il dibattito e gli incontri per formare la nuova giunta sono in corso in queste ore, ma nulla è scontato e non è escluso che Luca Zaia, forte dei numeri che lo hanno consacrato, voglia blindare la sua posizione destinando i posti strategici, la vicepresidenza di Palazzo Balbi e la presidenza di Palazzo Ferrofini, al suo partito e alla sua lista. Forza Italia però non si accontenterà di nessuna elemosina e rivendica la sua dignità politica. Si discuterà delle persone migliori per quegli incarichi che devono avere. Forza Italia ha eletto 3 consigli regionali, secondo me tutti e 3 bravi e preparati, ha delle personalità esterne brave e preparate, discuteremo con Zaia quello che è più giusto fare.